Lei è partito da commissario liquidatore. Questa era la funzione data ai presidenti di provincia dal Rio, no? Poi siamo ancora qui oggi. Un ente provincia non solo non liquidato, ma che oggi vanta un avanzo di 8 milioni di euro, oltre ad un lungo elenco di opere realizzate in corso di ultimazione. E questo è il bilancio di 9 anni e mezzo di presidenza di Stefano Marcon, che lasciando il trevigiano Sant'Artemio per il veneziano Palazzo Ferrofini ha voluto riepilogare in questo video i 280 milioni di euro investiti per scuole, strade e tutela ambientale. Era impensabile quasi 10 anni fa quando mi sono insediato. Ricordo sempre che avevamo a disposizione 2 milioni di euro per fare manutenzione stradale, sfalci erba, piano neve, quindi sostanzialmente non c'era nulla. Un po' emozionato Marcon lascia con il rammarico, nonostante gli sforzi, di non aver riportato la provincia al ruolo originario. Necessario tornare a dare dignità agli enti provincia attraverso l'elezione diretta del Presidente e del suo Consiglio e con le risorse necessarie per dare risposte ai bisogni delle comunità. Obiettivo centrato invece dal vicino Friuli, con diversi malumori per i comuni veneti a confine. Se alcune funzioni che oggi vengono esercitate dalla Regione tornassero alle province, i soldi che attualmente spende la Regione li spenderebbe poi la provincia. Senza contare quanto dalla Marca arriva a Roma. Le province concorrono ancora oggi al risanamento del bilancio dello Stato per quasi 1 miliardo di euro. È vero che parte ce lo ritornano, ma per quel che concerne la provincia di Treviso, per esempio, ancora 20 milioni è il gap che va a favore dello Stato. Per questo da neoconsigliere regionale Marcon continuerà la sua battaglia già nei prossimi giorni con una mozione, ma anche proponendo che la polizia provinciale torni di totale competenza del Sant'Artemio. Potrebbero occuparsi anche solo ed esclusivamente di codice della strada, sgraveremo altre forze di polizia che potrebbero dedicare le loro risorse alle altre emergenze che vedono coinvolte oggi il territorio. Al suo successore Marcon non lascia incombenze, se non quella di ricordare l'architetto del Sant'Artemio Tony Follina, recentemente scomparso. Penso che l'idea di intitolare l'auditorium a Tony Follina sia il giusto grazie che possiamo dire a un personaggio così straordinario per la provincia.